Ci hanno appena detto. Ci hanno appena detto quando volete. Quando volete, che oggi è finita Oggi la è cucca. l'ultima puntata. Lele. Renzo. Lele, mi raccomando, qua non sono ammessi lacrimoni, dobbiamo essere tutti d'un pezzo. Mi verrebbe da dire buona fortuna. Buona fortuna, buona fortuna. Dove siamo? A quest'ultima puntata ripresentiamoci. Siamo a un bell'ambiente. Un bell'ambiente. Programma di Infeas, informazione, educazione all'ambiente e alla sostenibilità. Stiamo parlando della rete del sistema regionale di informazione e educazione all'ambiente. Lo ridiciamo, è alla sostenibilità. Questa trasmissione è un bell'ambiente dove in questo bel clima, bell'ambiente che c'è tra me e te, perché insomma stiamo imparando a conoscerci. Certamente. Stiamo diventando, come si dice in inglese, amicedus. Poi anche lì dietro ormai sono rilassatissimi. Sì, ormai ci fanno gestacci tutti molto educati. E un'altra cosa interessante è che l'albero di Infeas è sempre più florito. Sempre carico di foglie che tra l'altro è un sempreverde. Mai che queste foglie cadranno, perché hanno i tag di tutti gli ospiti che sono susseguiti. Ma oggi Lele, ma la fai un'introduzione? Allora, l'hai visto The Mask, il film? Cioè, non riesco a fare il leone Lupo De Lupis, quando a The Mask gli esce fuori il cuore, ci vorrebbe uno che sa maneggiare il computer. Allora, vai, falla tu. Ladies and gentlemen, from Ladown, è venuto a trovarci Simone Coco. Un bel Infeas, c'è un bell'ambiente. Un bel Infeas, c'è un bell'ambiente. Bene, gattao, Simone, ben trovato. Io non sapevo dove andare. Io gli consegnerei direttamente una statuetta. Una statuetta. Bravo, eccolo là. Simone Coco, cagliaritano, come si intuisce anche dal cognome, si è trasferito a Londra da più di 20 anni, lavora per la prestigiosa società fondata da un signore che si chiama George Lucas, ma proprio è omonimo, è proprio lui. No, è È proprio proprio lui. Regista di Guerre Stellari e di molti altri successi hollywoodiani. Chi è Simone Coco? Lei è un supervisore? Allora, spiegacelo tu, Taddeo. Io sono un boomer maledetto che non sa usare nemmeno il forno a microonde, immaginati. Enter, control, canc. Penso che se lo faccio sparisco. Che cosa fa il supervisore di effetti visivi. Quindi mi occupo di tutta la post-produzione degli effetti visivi. Dei film e televisione. Cioè, tipo film tipo... non è che hai lavorato tipo a Napoleon. Tipo Napoleon, tipo Mission Impossible. Ma Mission Impossible, quella proprio con Tom Cruise, proprio con lui. Proprio lui. Per questo hai ottenuto cosa? Possiamo dire cosa hai ottenuto? Nominazioni per gli Oscar l'anno scorso. Già non è niente, come dicono in inglese, già non è nulla. Se no è pago. Orgoglio chiagliaritano. Orgoglio chiagliaritano. Non si scherza. Che quando l'ha saputo ha stappato una bottiglia di Nuragos. Ascolta, tu ce l'hai detto, però noi lo vogliamo capire un po' meglio, perché terra, cos'è che... Quindi mi occupo della supervisione dall'inizio, che dalla sceneggiatura, per cui planeare o a cercare di capire come riuscire a fare degli effetti, come sviluppare le scene con il regista e i vari dipartimenti. Cioè, fammi capire, tu che ne so, dovete fare incendiare una macchina, prendi un bidone di benzina, andate per il fuoco, l'effetto speciale è fatto. No, tipo il Napoleone per la battaglia di Austerlitz. Allora, per favore, spiegaci. Allora, ricordiamo film Napoleone, un film di Ridley Scott, grandissimo regista. Ripetiamo che stiamo scherzando su tutto tranne su queste cose, sono tutte vere, stiamo scherzando nel clima. Noi siamo molto emozionati. Stiamo scherzando nel clima, non nei contenuti. Vai, scusa. Allora, dovevi creare, battaglia di Austerlitz. Abbiamo dovuto ricreare la battaglia di Austerlitz. Le quadrature sono state filmate da una parte con molti attori, le varie strutture, una parte in Inghilterra, e poi abbiamo dovuto ampliare e ricreare l'environment, quindi l'ambiente, tutto l'ambiente, montagne, neve, quello che è, e poi ricreare i soldati.
Ricordiamo che questo l'hai fatto col computer. Tutto fatto al computer, E certo, com'è, certo. com'è- Abbiamo avuto una base di un centinaio di stanze che erano sul set, abbiamo filmato le inquadrature vicine, tutto con le persone reali, e poi abbiamo dovuto replicare tutte queste persone al computer, perché logicamente le battaglie tra i francesi, i russi erano più di 10-20 mila, 80 mila, per cui abbiamo dovuto studiare come si vestivano, come erano le formazioni che si basavano nelle battaglie, per cui ricreare tutte queste cose fatte tutto al computer. E dunque, alla fine sei riuscito a ottenere l'effetto reale. Abbiamo Questa è la ottenuto cosa l'effetto reale, sì. più importante. Scusa Simone, ma adesso la nostra curiosità a volte nasce proprio dalla praticità, ma faccio un esempio, la tua postazione di lavoro, una postazione che è fatta di cosa? Cioè, cos'hai tu? Quali sono i tuoi i tuoi attrezzi da lavoro? Attrezzi da lavoro? È il cervello? Sì, questo è indubbiamente... È il computer. Beh, il computer, gli artisti, non sono sicuramente solo io che lavoro, ci sono un sacco, ci sono centinaia, migliaia di artisti che lavorano dietro al computer, produzione, computer, tecnologia, tutti i tecnici che lavorano per poter ricreare tutto quello che... Ci sono vedi delle nello micro schermo. specializzazioni all'interno di questo lavoro, c'è chi si Ce ne sono occupa... tantissime. Quindi c'è chi si occupa solo C'è di... che è solo la produzione che si occupa di mantenere gli artisti, un'organizzazione per poter riuscire a finire il film in 6 mesi, o per riuscire a finire tutto quello che facciamo in 6 mesi. Poi c'è la tecnologia, sono i tecnici, sono che si occupano della parte tecnica, solo tecnica, Certo. quindi computer, pipeline, queste cose qui. Senti, E ma poi ci sono gli artisti sono divisi in tutte varie, cioè ci sono i modeler, ci sono i texture, cioè, è un vario. Ci sono anche i sarti che devono preoccuparsi Ci di... sono anche i sarti che si occupano solo di come stanno Certo, vestiti, immagino. della tessura. senti, noi siamo abituati a, perlomeno io, sono abituato a vedere, tornando adesso a George Lucas, Guerre Stellari, ma tanti colossal degli anni 70, 80, finché poi non è arrivata la parte digitale in cui ricreavano proprio dei modellini Certo. che poi attraverso diverse inquadrature riuscivano a rendere reali Reale. tutte queste cose. Ma adesso partiamo, qui Renzo ci tiene tantissimo. Sì. Allora, Noi partiamo. Tu sei del 82. 1982. Perché noi abbiamo una visione cinematografica delle interviste, noi partiamo tipo... Cagliari poi adesso facciamo... Generugi, Cagliari Generugi. anni 90. Vediamo un ragazzo che si aggira con una fulgida capigliatura, con una Si fulgida sente- capigliatura... Chi era in quegli anni a Generugi? Chi era Simone Cocco? 15-16 anni. Non raccontarci se hai fatto al qualcosa Bounty, perché in stai attento matinee. che se non andate in prescrizioni eventuali atti di vandalismo. Saltava allo stadio. No. Adesso non- Mai. Mai. No, dico che tipo di ragazzino cagliaritano, che tipo di approccio avevi con la vita e con la tua città e col tuo quartiere, insomma, che... Bah, a quei tempi i telefoni non esistevano, per cui ci stava solo nelle strade, vivevi nelle strade, passavi la maggior parte del tempo nelle strade e al mare. Quella era la vita. Alla quinta fermata. Alla quarta, quinta, non mi ricordo, sì. E come... Quella prima. e- E poi a pitturare e disegnare. Mi piaceva tantissimo. Ma Quella era hai fatto sempre anche stata- il writer, come si dice, hai lavorato su pittura e disegnare oppure No, anche no, pittura e disegnare, no, Disegnare. disegnare E che cosa fai? roba Che sempre a stili? casa. Che cosa- Stile solitamente facevo disegnare in manga. Ah, È una cosa che mi piaceva tantissimo disegnare in manga. Quali A erano i quei tuoi tempi, preferiti? Kenshiro, Ken il Guerriero e Dragon Ball. e poi lo rifacevi. E poi lo facevo, sì. Senti, ma poi il tuo percorso scolastico, hai fatto l'artistico? Percorso tasca no, ho fatto università in matematica, ma giusto all'inizio e poi sono partito dall'Italia, per cui ho cominciato altre cose in Inghilterra. E a un certo punto inizi a fare questo percorso in Inghilterra. Sicuramente ci saranno 1000 nerd appassionati di cinema, appassionati di effetti speciali, di effetti visivi, che saranno curiosi di che cosa è successo. Ho fatto un corso di 3-4 mesi, se ricordo male, 3 mesi forse all'Escape Studios a Londra. La buona cosa dell'Escape Studio è che ti dà l'opportunità, poi se sei bravo e vedono che sei bravo ti mettono in compagnie piccole per incominciare a lavorare per le compagnie. Quindi Sono sei stato partito da fortunato. Cagliari senza No. un progetto in tal senso? No,
Proprio Ho nulla. lavorato prima in altri, fatto come tutti Sei partito con persone. Braccio, su. Esatto. Ah, perfetto, Per perfetto. cui fa cameriere, specie cameriere. Ovviamente lo diciamo per noi dire Partiamo Cioccolato è una medaglia al valore, non puoi è mica contare, una ci medaglia al puoi valore. contare. Se non ci fosse solo il ristorante non avrei visto. Adesso sono meraviglioso. cresciuto in un ristorante. Stiamo parlando con uno che si è fatto una sua bella carriera Esatto. a pulire cozze. Ascolta, ma sei partito ok senza avere un'idea in tal L'idea senso? era sempre di arrivare, di fare qualcosa nei film. Cioè di Ecco, arrivare perfetto. sempre, Quindi no? una Quella è passione- sempre stata, però per imparare E l'inglese. come ti sei, da fruitore, come ti sei formato? Eri più da cinema, quali cinema, videocassette, prima Cinema, VHS? prima mi ricordo come si chiama? Roger Rabbit. Ah, sì, Roger sì, Rabbit, sì, sì, che ha incastrato Roger che ha Rabbit. incastrato Roger Rabbit. Quelle erano le no. prime VHS, VHS che avevo, e me le guardavo, te l'ho guardata a all'anno. rovina, all'annata. Quello era un film comunque Era un film. assurdo, Quella, cioè, sì, Era sì. incredibilmente avanti. Per Quella quegli anni. avanti. Che cosa Per che gli effetti adesso che visivi. particolarità aveva questo film? Beh, era il filmare le cose reali con i cartoni animati. Ecco, tu dicevi Per cui così. quello era... L'hai quello rivisto? Sì, sì. Ah no, rivederlo adesso con gli occhi di un professionista, che cosa No, senti? è stupendo, sempre stupendo. Ah, questa è... Quello e Ritorno al futuro sono i due film che mi hanno spinto. Ti disturba la tua parte? Ti disturba in senso... Ti fa perdere il gusto perché pensi... Dipende, se il film è bello o no, non ci penso. Ah, Se il film, insomma, se Riesci a perde un po' la distrarre. trama, ti distrae, allora incomincio a guardare il film capito? diversamente. Se non gli piace il film trova pinnicche, Sì, capito? sì. Però secondo me quell'esplosione non è che sia venuta proprio bene. Oh, adesso ci hai mandato, perché noi abbiamo una scaletta, adesso abbiamo praticamente fatto la 34esima domanda, siamo ancora più Sì, indietro. beh, Ma perché vabbè, è coinvolgentissimo. È l'ultima beh, puntata, certo. è uno che ne sa di cinema. Senti, no? beh, io adesso una curiosità ce l'ho. Hai fatto Napoleon con Ridley Sì. Scott, no? Sì. L'hai conosciuto, sì. Sì. Benissimo. Ma quando gli hai detto, cioè, la La Sardegna la conoscono? Sì, no, beh, chi non la conosce? E La cosa- Sardegna? La conoscono tutti. No. Ma nello specifico Niente, Capoterra però- la conosco, per avere un'idea. Tu Capoterra non lo so, forse Guarda- Costa Smeralda più di là. Villassalto, non la per- Jumpfield del Gerrei, La Jump- Guarda, ti invito Cape Land- lì, effetti speciali e non so. Cape Land e Jumpville. Cape Land e Jumpville. Cape Fear. Ascolta, tu viaggi spesso, Sì. ma viaggi spesso, per noi sardi quando diciamo viaggi spesso pensiamo sempre da qui a, invece tu viaggi da lì a, quindi da Londra... Da Londra dipende, sono andato a Mosca, in Ucraina, insomma, ma dipende dove si filmano i film. Perché fai dei Allora sopralluoghi, faccio giusto? sopralluoghi e poi dove filmano sono il supervisore dipende dai film, di supervisore anche sul set. Cosa significa supervisore sul set? Che sei Che aiuti a dirigere le scene con il regista, con il direttore di fotografia, aiuti per poi cercare di lavorare. capire per Quindi- poter lavorare, sì. Tu sei presente durante i chuck, durante Sì, sì. le riprese, Sì, sì. di quelle specifiche, Di quello che vale su quello che vale poi negli effetti speciali, sì. e ti capita di andarci per curiosità anche quando ci sono cose oppure non c'è il tempo Sì, materiale? no, Ah, sì, no, dipende se una settimana sono lì per lavoro, se ci sono 2 giorni che magari non si lavora, che non riguarda che il non tuo... riguarda, sì, sempre sei lì. Ascolta, tutti questi luoghi spettacolari, tutti questi personaggi, questi set spettacolari, ti hanno tolto lo spettacolo di rientrare a casa, di vedere dall'aereo i fenicoti, cioè, che cosa che li batte i fenicoti? Mission Impossible or Sumangoni de Molentargius. Il mare del poeta. Vero? Sì, da giocare, se la gioca. mi dispiace io dovervi sì, dire, cari amici di Hollywood, però o di Hollywood. Abbiate il signor no. Tom Cruise. Signor Tom Cruise. Signor Tom Cruise tutto attaccato. superare, Ci dispiace, ma... superare il poeta non è facile. No. Non è facile. No. Allora, ci Senti, sono... Vai. No, sono curioso. No, vai. Tanto è con noi, non ti lasciamo più andare. No, assolutamente. Allora, dici tu, rispetto a cosa ci puoi raccontare di ciò che hai fatto e di quello che bolle nel grande pentolone. Lo sguardo è... Io non posso Di quello dire- che bolle non posso Non dire. puoi dire No, niente. sappiamo Non posso benissimo. dire niente. Ce l'hanno detto è detto in tutte le lingue. Ma noi siamo curiosi più che altro di capire
proprio da un punto di lavorativo, no? Cosa bolle in pentola in quello che è la tecnologia di questo lavoro? Ad esempio, mi sono chiesto e ci siamo chiesti quanto questa intelligenza artificiale sta invadendo il vostro campo, e l'hai detto bene prima, di artisti e di artigiani. Parecchio, ma l'umanità è sempre evoluta in qualsiasi modo, in qualsiasi natura, in qualsiasi età. Certo. Per cui bisogna arrangiarsi, bisogna mettersi all'adeguo. Noi abbiamo, sì, l'AI toglierà lavoro a alcune parti degli effetti speciali, ma aiuterà anche a creare altri lavori, per cui bisogna adeguarsi e cercare di andare avanti così. Ascolta, Simone, noi siamo cresciuti, tu sei più giovane di me, Molto, di molto. Lele un po', una via di mezzo, diciamo 1, 2, 3 step. Noi siamo cresciuti quando abbiamo fatto in tempo a vedere una tecnologia che non era al passo di ciò che immaginavamo. Noi abbiamo fatto in tempo a vedere le foto ritoccate, che si capiva fossero ritoccate, a vedere il fotorealismo che non era lontano dalla Io realtà. ritoccavo, sai, la settimana enigmistica, facevo i baffi, Le cicatrici, Facciamo poi. anch'io. l'ho confesso, Facciamo l'ho anch'io, anche scritto in un racconto quando ero piccolo, anche necrologi dell'Unione Ah. Sarda, anche questo Spobruzius non Gli veniva. aggiungi. Insomma, abbiamo fatto in tempo a vedere una tecnologia che non era al passo con le nostre aspettative. Oggi, almeno all'occhio e all'orecchio del profano, è difficile distinguere una musica prodotta da una batteria vera o da violini non veri, e lo stesso vale per le immagini. Tu, da professionista, quale pensi sia la nuova frontiera? C'è qualcosa che immagini che dovremmo ancora scoprire? Oppure adesso attualmente abbiamo il pieno? Con l'intelligenza artificiale ce n'è ancora da scoprire, sicuro, ancora un po'. Cioè, riusciremo Però- a vedere delle cose ancora che ci sorprenderanno? Sicuramente sì, sì. Sta rapidamente, sta cambiando ogni giorno. Se ci pensiamo, guarda, è passato pochissimo tempo che si era visto quel film della scena in cui Jim Carrey interpretava Jack Nicholson con il labiale di Jack Nicholson. sì. E Quello qualche ormai anni sono- quelle sono adesso è queste diventata una facce- roba per la quale ci siamo queste abituati. cose, sì. Ma qualche anno fa ci siamo tutti spaventati quando abbiamo visto Jim Carrey che Sì. si trasformava in Jack Nicholson. È stato forse adesso i tempi sono molto più brevi per fare in tempo ad abituarci. Molto più brevi. Adesso i film sono molto più veloci. Prima un film come Jurassic magari ci impiegavi 2 anni, adesso forse un annetto. Un annetto ci Senti, vuole. Ci è vuole. più o questa meno. velocità che magari non lascia il tempo, o magari questo poi dimmelo tu, no? Magari lasciare il tempo che le idee si sedimentino, magari prima ci volevano 2 anni preparare un film, adesso magari ci vuole un tempo più breve. Il fatto che duri 2 anni magari aiuta anche il regista a sedimentarlo meglio, il film, la produzione è uno sviluppo più... No, quello dipende sempre, insomma, se hanno l'idea è quella, però poi è come farlo al computer, sono quelle che le cose che sono più veloci, è come fare le cose al computer. La tecnologia è aumentata tantissimo, per cui le cose sono più veloci a farle. Senti, ma quando tu sei al computer, no, davanti allo schermo, e Sesi Murigendi stai cercando di fare qualcosa, ma non viene bene, e magari stai, che ne so, mission impossible, film importanti. Ti ma... fermi un attimo a giocare a campo minato, vuole chiederti questo? No, non voglio, no, ma quando ti innervosisci, la parola accetta, no? Negli studios esce in inglese o in In sardo. In sardo. Usciva, perché ormai sul computer non è che faccio tantissimo. A proposito di ormai. questo, È io tutto riguardo. A proposito di questo, io mi sento di dirlo io, so che Lele ci è rimasto un po' male, con te. Perché mi hanno detto questo qui tanti anni a Londra, gira, pensavamo che arrivassi con un accento Wagedubrusu, e invece È vero. ci aspettavamo Questa più cosa, una roba sì, più... No, non si Io a un perde, certo punto quello. ero intrippati perché avevo detto magari maybe, Ah, well, maybe. io ho studiato. Niente. Step O, ho studiato Unit 1, Section 1. Maggie, hello. Tom, hello. Mom, hurry up, you're later. And the Lollipop Man, che è il nonno vigile campidanese. Allora, hurry up, you are later. Noi ci Ai dispiace, bambini. adesso tu hai deluso noi, ma noi deluderemo te perché noi siamo gente land, come si dice, terra-terra. È Come dice? chiaro, è Terra-terra. Ma qualche volta ai tuoi effetti speciali, eccetera, eccetera,
qualche effetto speciale, tipo che tiri fuori la bottarga a cena a Londra e dici, oh, La Miccio, bottarga c'è sempre in frigo. no, quella non manca mai, non manca mai, ha sempre la porta, qualcuno che va in vacanza la porta. L'istinto e non gli fa cambiare No, no. l'accento. Lucas lo chiama The Bottarga Man, perché, capito? Cioè, noi sicuramente ti stimerà molto, però questa cosa della bottarga, prende il È punto. chiaro, ha vinto. Riesci a The viverti. famous Margaret sulle campi di naso. Noi sappiamo bene che a Londra si può mangiare e si mangia anche bene, eccetera. Ma tu, Cambiato, molto cambiato. ma nel tuo quotidiano hai una... Che tipo? Perché noi abbiamo chiacchierato l'altro giorno e ho detto di aver mangiato roba non sana. E lui quando ho detto che avevo mangiato, non posso dire il marchio di quello che ho mangiato, e lui si è tutto... Lorenzo, ma mangi queste cose? E io penso, ma Perché vivi a lui ha Londra. avuto dei trascorsi anche ristoratore, ha lavorato nei ristoranti. Quando vai a Londra, solitamente, o in Inghilterra all'inizio devi imparare la lingua e tutto, quelli sono i primi lavori che incominci. Poi mi sono piaciuti perché ci ho lavorato per un paio di anni. Sai cucinare, sì. Sì, E beh. quindi riesci a mangiare e mangi, tra virgolette, hai una Mangio cucina sano. che può ricordare, potresti mangiare più o meno all'italiana, la cagliaritana all'italiana. Quindi non- E qua vedi come entra poi Simone Coco, entra piano piano in quello che è un bell'ambiente. Hai visto? Abbiamo un artista che ama mangiare bene. Hai notato che l'abbiamo incontrato l'altro ieri, non ci dava confidenza. Ecco, ma perché l'abbiamo incontrato l'altro Mi ha ieri? detto- Vogliamo dirlo? Lo possiamo dire, lo possiamo certo, dire. certo. Aspettiamo un sì dalla regia, lo possiamo dire? Certo che lo Lo possiamo dire. Perché la sigla, il promo di tutto di questo straordinario lavoro è stato, diciamo, frutto di una collaborazione intensissima con Simone, giusto? Giustissimo. Dove hai fatto una prova d'attore che noi eravamo così fermi ogni tanto. Ma no. No, sei stato bravo. Oh, esatto. Senti, quanto ti fa piacere aver deciso di collaborare a questa esperienza, parlando poi di ambiente, parlando della tua isola. Ma sicuramente un onore, grandissimo onore. L'isola. Noi sardi siamo molto attaccati alla terra, come si sa, per cui è un onore essere qui e poter aiutare in qualsiasi modo a cercare di salvaguardare l'ambiente. Ascolta Simone, quando entrate nei set, adesso senza entrare nello specifico, quando ci sono dei set che occupano veramente territori, zone ampie, eccetera, c'è un'attenzione da parte perché tutto venga fatto in maniera sostenibile, Sì, maniacalmente. sì. Maniacalmente. Ci sono le persone che si occupano solo di quello, per essere sicuri che Cioè, venga tutto. non sporcate perché dobbiamo lasciare No, tutto no, a posto, no, è una sì, questione sì, proprio... tantissimo, in tutti i paesi che sono stato, sinceramente. E secondo te oggi la tecnologia, in un certo senso, rispetto ad alcune cose che magari prima venivano fatte in maniera appunto reale, vera, oggi si riesce in un modo o nell'altro anche a fare in modo che accadano meno, che ci siano meno... Spostarti 20.000 persone, metti che i colossal che facevano prima dovrebbe essere significava- comunque qualcosa che... Sì, sicuramente aiuta in qualche modo, soprattutto a, insomma, come hai detto tu prima, a mettere fuoco a Cioè qualche Ben-Hur. parte, film del Pensa a genere, per Ben-Hur. cui insomma aiutano. Cosa poteva essere? sicuramente Ben-Hur. aiuta, No, No, certo. tu ci scherzi, ma quella gente doveva mangiare, dormire e servirsi dei bagni, cioè era un macello, una roba... Era Ma una in roba- Napoleone ti servivano 50.000 persone a filmare, invece ne ho Sì, tirate ma poi 800. c'erano tutti quelli che ammazzavano, bisogna tutti morti da smaltire. Dove lo mettiamo nel chiediamo scusa, si fa per scherzare. Senti, ma sentiamo... Perché qua voglio dire, cioè, noi oggi fatto- l'ultima puntata, l'ultima puntata. gli ascoltatori e chi ci vede sono abituati, Simone, ad avere il piacere ogni volta di sentire un rappresentante dei CEAS, che sono i centri dell'educazione ambientale alla sostenibilità, ma oggi abbiamo il grande piacere di avere con noi, perché è l'ultima puntata, Agnese Marcus Renzo, che è la referente della rete regionale Infea. Stavolta abbiamo, invece di un rappresentante CESA, la rappresentante, la referente Infeas. Agnese, ci sei? Eccomi, ci sono. Agnese, noi ovviamente il tuo ruolo dovrebbe dire buongiorno dottoressa, facciamo così, ci diamo... Ma no! Andiamo... Allora Allora, mi mettete in imbarazzo. io e lei le abbiamo fatto una domanda... Ci sembra la Speriamo domanda più non sia importante quella. per oggi, in questa puntata, forse lei le posso farla io, l'abbiamo scritta stai assieme. scherzando, Volevamo vai. sapere, in quest'ultima puntata, come siamo andati io e lei, come
Come ci siamo Alla comportati fino adesso? grandissima, Ah, a alla posto. grandissima. Grazie a Agnese Marcus per essere stata con Allora, Vai. Agnese, insomma, è un grande piacere averti con noi per approfondire meglio e far conoscere meglio il grande lavoro che state facendo e che state portando avanti. Anni 60, anni 70, anni 80, grande boom economico in Italia, in Europa, l'industrializzazione, che poi ha portato tutti quei processi di benessere culturale e sociale di cui ancora stiamo comunque vivendo in quello che è il benessere, ma da un altro punto di vista si è sfruttato senza pensare al futuro. E anche qua in Sardegna, se pensiamo alle miniere, se pensiamo a quelli che sono le industrie dell'energia, adesso mi viene a pensare Portovesme, insomma, certo. tante industrie, ma tante anche attività che non hanno pensato al futuro. Voi invece avete messo come regione al primo posto due concetti che sono quello di sostenibilità e sviluppo sostenibile. Potete spiegare il lavoro che state facendo sulla base di questi due concetti? Quanto tempo abbiamo? No, hai centrato diciamo, il problema dei problemi, perché effettivamente lo sviluppo fino agli anni 80 almeno si è concentrato meramente sull'ottenimento del profitto economico, quindi sulla crescita economica, senza avere quella consapevolezza che invece le risorse che noi sfruttiamo, le cave da cui preleviamo i materiali, l'acqua che utilizziamo, tutte le risorse primarie non sono rinnovabili o lo sono in tempi estremamente lunghi, non compatibili con i nostri bisogni. Quindi noi abbiamo bisogno di avere quelle risorse in un tempo molto più breve rispetto a quello che è necessario perché loro si rinnovino. Questo ha messo in crisi questo sistema, perché l'ambiente ha iniziato a presentarci il conto. Quindi ci siamo resi conto che un modello di sviluppo basato sulla cosiddetta crescita lineare, cioè io prelevo e non mi preoccupo poi di gestire i rifiuti che vado a produrre, non sarebbe stato sostenibile. Quindi le generazioni che verranno dopo di noi e che già stanno cominciando a patire le conseguenze di quello che è stato fatto nelle generazioni precedenti, non potranno, se noi non invertiamo il modello di sviluppo, non potranno godere delle stesse opportunità di cui possiamo godere noi. E questo intacca non solo una sfera ambientale, ma anche una sfera sociale, perché va a compromettere le pari opportunità, le possibilità per tutti di godere delle stesse opportunità. Questo, Quindi questo Agnese, è il modello di sviluppo che Regione Sardegna vorrebbe perseguire con la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, che non è un'idea della Regione Sardegna, ma è un'idea che nasce dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, è stata sottoscritta da tantissimi paesi e ogni paese che ha aderito, quindi tra questi c'è ovviamente anche l'Italia, si è dotato di una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e questa strategia è stata declinata regione per regione. La regione Sardegna appunto ha una strategia che si chiama Sardegna 2030, è stata una delle prime a essere state diciamo, approvate ed è anche stata considerata un modello di riferimento da altre regioni e anche dal Ministero, quindi diciamo che le basi le abbiamo. ascolta Quindi, Agnese, ci stai raccontando veramente i pilastri di quello su cui poi si regge Sardegna 2030 con il progetto Infeas, che poi ha portato avanti una rete che è legata dai CEAS, i Centri per sì. l'Educazione Ambientale e la Sostenibilità. Da 1 a 10, quanto sono importanti i CEAS? Quanto è importante l'attività che svolgono questi centri in tutto il territorio della regione sarda? Allora, in senso assoluto ti direi 10, nel senso che i
CEAS fanno un lavoro con i bambini, con i ragazzi prevalentemente, e quindi insegnare loro che un modello comportamentale diverso e sostenibile esiste ed è possibile ha un valore enorme. Non possiamo dare 10 al valore della rete Infeas semplicemente per un fatto dimensionale, cioè consideriamo che noi abbiamo in Regione Sardegna 59 CEAS, la maggior parte dei quali sono istituiti presso i comuni. Quindi ogni comune potrebbe avere il suo CEAS, ma noi sappiamo che i comuni sono 377, quindi averne 60 su 377 necessariamente può rappresentare un limite. Stanno crescendo moltissimo in questi ultimi anni, ne sono stati istituiti tanti, quindi l'ideale, o comunque l'obiettivo, l'auspicio è che questa rete si diffonda sempre di più, si rafforzi sempre di più e possa esplicare i suoi effetti in maniera sempre più potente. Da quanto esiste il progetto Infeas? Allora, il progetto Infeas nasce come progetto nazionale, progetto del Ministero dell'Ambiente nei primi anni del 2000. Per i primi anni i centri di educazione ambientale sono stati finanziati a livello nazionale, quindi direttamente dal Ministero. Poi c'è stata un'evoluzione, il Ministero ha delegato le regioni, per cui si è stabilito che ogni regione avrebbe istituito la propria rete, quindi Regione Sardegna qualche anno dopo ha istituito il sistema regionale Infea, che inizialmente non aveva quella S finale perché si parlava di informazione, formazione e educazione all'ambiente. E quindi nel tempo la Regione Sardegna ha creduto e investito tanto sul sistema Infea, tanto che siamo forse tra le regioni più all'avanguardia in questo senso. Il nostro modello di organizzazione dei CEA è considerato proprio un modello. Noi abbiamo aderito a un progetto con la Regione Puglia proprio quest'anno, che ha voluto sperimentare sulla base del nostro modello un proprio modello regionale di organizzazione dei CEAS. La S che si è aggiunta insomma negli ultimi anni sta proprio ad indicare l'attenzione allo sviluppo sostenibile e quindi alla sostenibilità. Io pensavo fosse il plurale, capito? Il plurale. Capito? Però vabbè, ci sta. Sei innocenti. No, sono Ci innocenti. sta, no. Ascolta Agnese, per cui un modello che viene replicato in altre regioni d'Italia, un progetto che per ciò che abbiamo potuto vedere noi lungo le puntate che abbiamo fatto insieme, abbiamo scoperto tantissimi progetti di vario genere in cui veramente le comunità dei piccoli paesi fino alle città, dai più grandi ai più piccoli, sono tutti coinvolti. Ogni volta che penso al grosso lavoro che state facendo, mi chiedo come si possa coinvolgere quella persona che con la macchina passa e butta i rifiuti a bordo strada, no? Come si può riuscire a coinvolgere anche queste persone per far capire che non si fa? Che non si Come ci hanno insegnato quando andavamo noi a scuola, che non si buttano le cartacee dal finestrino. Batti e ribatti, e continuando a potenziare la rete, quindi fare un lavoro con i ragazzi. Se vogliamo, la rete Infeas nasce anche per sopperire a una carenza rispetto a quelle che sono le materie proposte dai programmi scolastici. Adesso si stanno evolvendo moltissimo anche in questo senso, però inizialmente mancava totalmente. Occorre lavorare molto sin dai primi anni con i bambini, perché le cose che diventano delle abitudini e dei comportamenti non te li dimentichi più, e allora dopo non è più un corretto o scorretto. Ho imparato a fare così. Adesso pensiamo ai bambini che sono nati con la raccolta differenziata. Per noi è stato una fatica, abbiamo brontolato tutti. Io che credo nella raccolta differenziata, però mi ricordo quando mi hanno dato i mastelli che non ci stavano in casa, che dovevo fare insomma, un po' come i nativi digitali, no? Come i nativi digitali, nel senso che esatto. non c'è un'alternativa a un comportarsi in maniera più civile. Allora, Certo. se tu nasci secondo e vivi Certo. e conosci un modello, quello è il tuo modello, non fai più Certo. nessuna fatica. Quindi
lavorare con i ragazzi è la prima cosa che bisogna fare, quindi potenziamo la rete in FEAS il più possibile. Beh, diciamo Agnese che abbiamo avuto tanti input, Tanti input. che speriamo che diventino insomma degli eco che possono essere trasmessi a tutti i sardi e non solo, per poter raccontare il grande lavoro che state facendo, torniamo a dirlo, per la sostenibilità e l'educazione ambientale di cui tutti avremmo bisogno. Grazie Agnese Grazie a per questo voi. tuo contributo importante. Ricordiamo Agnese Marcus, referente rete regionale in FEAS dell'assessorato della difesa dell'ambiente. E Grazie. mi raccomando, parla bene di noi, grazie. Senz'altro. Grazie. Ciao Agnese, ciao. grazie, ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. Ciao. Simone. Pensavi avessimo finito con te, vero? Tu no, ricombi, no, no, andare. Stava già scrivendo, guarda, stava già scrivendo George, nell'orologio. sto arrivando. I'm arriving. Poetto, sto arrivando. Prima di tutto la domanda che tutti ti vogliono fare è Phoenix o Phoenix, Phoenix l'attore è Joaquin, come ti chiami? Com'è che si chiama? Joaquin. L'ho detto bene? Hai detto bene, hai detto Lui bene. dice Joaquino, lui dice. Joaquin. Oh, Joaquin. Io dico Joaquin. Com'è? Togo? Ce l'hai Simpatico, è simpatico, simpatico. simpatico e molto professionale. Molto, deve essere un mostro da vedere, vero? Il mostro da vedere mostro. dal vivo è bello. Quando vedi Tu questi- l'hai visto questi tipo attori questa, dal vivo, tipo adesso, cioè tu hai visto sia lui che te. me. non saprei chi scegliere. Già ti spassi qualcuno su pure, dai. vago. Vago. Anche Ascolta- perché quelli sono americani di tosti, dai. certo, ma poi si meravigliano per niente. Il piatto di vabbè. bottarche, proprio a me il piatto di Cioè a bottarche. noi se ci non porti te- la bottare che cioè. Ascolta, tornando alla tua, chiamiamola così, età in cui hai iniziato a vedere i primi film, hai parlato di Ritorno al futuro, Mhm. hai parlato di che ha incastrato Roger Rabbit, a me viene a pensare adesso Ridley Scott, Alien, King Kong. King Kong. Steven Ascolta, Spielberg, ma- Jurassic. certo, ma tornando indietro ai tuoi ricordi, adesso abbiamo Simone Co, grande professionista, supervisor, che film rifaresti della tua insomma Ritorno al esperienza? futuro. Ritorno al futuro. Penso che quello sia uno Io dei ho più avuto grandi. paura perché siccome non gli ho detto Il escludo un primo certo Ritorno al tipo di futuro. film, ho avuto No. paura che stesse pensando a film, sai, quelli che davano in certi cinema di piangere, quelli. No, Ritorno al futuro è un classico. Secondo Anche te- oggi, se lo guardi oggi, cioè, Secondo te lo rifaranno? no. Secondo te non lo rifaranno perché? Perché è intoccabile o perché comunque Perché sono Perché ancora tutti Intoccabile, anche No. se lo guardi adesso, ancora c'ha il suo fascino. quindi non Sì, è io l'ho visto da Non, poco. non è ripetibile. non è non ripetibile. O Non forse- passa mai di tempo. o forse ormai non potremo più riscrivere quel tipo di storia perché quella storia poteva essere scritta solo anche in la quel sceneggiatura. momento. Ma la Spiegata. sceneggiatura, ma come è stato filmato, anche gli effetti, cioè spettacolare. Io ho visto Cocoon. Cocoon, Non sì. Cocoon, perdonami, i Goonies. Vabbè, quello è un altro classico lo stesso. Ma anche lì proprio tutta l'idea dei famosi tracobetti, trabocchetti, no? E anche quella è un film pazzesco. Sì. Che poi racconta una cosa che a me piace tantissimo di questo film, è l'ambientazione. Che ti dà proprio, è fresco, continua ad essere fresco. Continua ad essere fresco, sono film che non passeranno mai di moda. Ascolta, possiamo tornare un attimo al tuo rapportarti e lavorare col regista, cioè allora Tarantino in un'intervista diceva io ho un'idea, un'immagine di luci, un'immagine di inquadrature, c'è qualcuno che le fa perché io gliele racconto e non sono io che le faccio, le spiega qualcuno che le fa. Come funziona il dialogo tra voi e Uguale, più o meno. Uguale. Lui ha un'idea e poi si decide tutti insieme come sviluppare quell'idea. Quanto sono capaci i registi così importanti a capire che a volte quell'idea può essere o meglio o realizzata diversamente, magari ancora migliore o comunque, oppure sono mediamente. Dipende dal regista. È carattere. E adesso Alcuni- prova a farti dire chi è, se No. sei capace, prova a fartelo dire. Tanto Ci sono registi e registi, Ci sono alcuni che capiscono l'idea può essere sbagliata, per cui possono cambiare, altri che invece si incaponiscono, si dicono, no, incaponiscono e poi voglio però capiscono che alla fine che che c'aveva ragione qualcun altro. Non posso dire chi. Ascolta, qual è il lavoro che ti ha
provato di più, provato in termini di fatica, di mole, che dici, mamma mia, Mai più, mamma mai Bruce, più. non lo faccio mai più questo film. No, mai più no, sono tutti Però- bei lavori, sono tutti differenti, hanno tutte differenti difficoltà. Per cui- gli piace poi- il suo lavoro. Per cui è un Si lavoro che vede mi piace, che in cui è non posso, inutile, non ce ne sono film che li Cioè, ascolta, rifarei tanto tutti. noi con noi ti posso bilanciare, tanto noi non conosciamo nessuno. No, ma lì- non raccontiamo no, lì- nessuno, noi conosciamo giusto quei 2 o 3 attori di Cagliari. No, li rifarei Felice tutti. Montervino, cioè, Salutiamo, che salutiamo, tra- Felice, sei bravo, però. Elio. Cioè, Elio Elio, Artemano, magari a qua ci sta una zucata. a Sassardo. Pam. Allora, invece, cos'è che secondo te, cosa ti sembra impossibile da realizzare? Cioè, quando vedi qualcosa dici no, quando guardi qualcosa, un panorama, un suono, un rumore, un effetto di una cascata oppure un volo e tu dici su questo con la tecnologia Purtroppo per oggi Poco. come oggi Poco. puoi ricreare tutto, tutto, si avvicina a tutto ti avvicina quasi tutto. e l'emozione L'unico è ricreare sempre le persone in digitale, dal più vicino, camera, primo piano, quella è la cosa forse più complicata, è ancora che c'è qualcosa da lavorare, però sui sui volti. sulle persone, i volti. Cioè, Ancora un po', però ci stiamo avvicinando. Però ci stiamo molto, avvicinando. molto. Ci stiamo avvicinando anche al grande al grande. Adesso c'è anche la domanda che arriva direttamente dai nostri canali social. Esatto. Noi ci vengono segnalate delle domande che vengono fatte nei canali social, che sono delle domande specifiche per l'ospite di turno, e in questo caso c'è una domanda che è: quale sarebbe il tuo effetto speciale per la Sardegna? Non puoi parlare di politica. No, No. peccato, Non vabbè. puoi- Io ti potrei dire di comprare qualche giocatore. Cioè, farci fare un campionato Senza soffrire, fare un almeno effetto speciale. a mandarci in zona UEFA, non dico arrivarci, ma almeno zona UEFA. Un effetto speciale per la Sardegna. Magari un ponte. No, magari ripulire e far sì che magari ripulirla dalla sporcizia. Ne vedi più Quello. rispetto, come la vedi, come siamo messi? Meglio di come era prima, però anche l'altro giorno che siamo andati un po' in giro per Cagliari, fuori Cagliari anche soprattutto c'è molta, cioè ci sono delle zone dove c'è parecchia sporcizia. Ti ci veniva sono- da passare la gommina pulire. Ma siamo sicuri che con il lavoro che stiamo facendo anche con questo podcast, il lavoro che sta facendo Spero il che FEAS, aiuti parecchio. stiamo ma- aiutando. Dice una cosa bella, siamo tutti d'accordo che c'è sempre troppo da fare. Il problema è che tutte le volte che guardi qualche foto vecchia dici, però anche prima, non scherzavamo, prima Già. le nostre campagne c'erano più lavatrici che da Media World praticamente, cioè, quindi voglio dire... Sì. E adesso, sono guai. c'è un momento molto importante. Sì, perché- Noi ti dovremmo consegnare, in quanto ambasciatore di un bell'ambiente, un premietto. E ti avvisiamo, te lo daremo Te lo comunque, daremo te lo comunque. daremo, Ma adesso c'è un quiz, Però- perché devi sapere che sostenibilità vuol dire anche preservare la cultura dei luoghi. Ci piace parlare in sardo e noi facciamo un super quiz che si chiama Renzo. Il quiz della Medusa, ci devi dire O de le Subrombolo. o de Subrombolo, ci puoi dire le 4 peggiori parolacce che conosci in sardo. Vai, prego. No, Ma che dice Nero? Ma che zaccare? Ma che... Ho detto bella la trasmissione però, bell'ambiente, è no. tutto beep. Era pronto, devo provare. Pronto a partire. Adesso abbiamo questo quiz, cioè allora io ti spiego il quiz e Lele te lo fa. Noi adesso ti diremo 4 parole, Lele ti dà Che 4 compariremo parole. anche che sul compariremo televisorino, sul che televisorino ho qua qua. davanti. E di queste 4 parole una è fuori contesto, nel senso che sono 3 su 4 sono delle varianti, modi diversi di dire in lingua sarda in sardo? in sardo, Di una specie arborea. arborea, che gli puoi anche dire qual è. Certo. Certo. La fillirea, che La conoscerai sicuramente. Allora. Sì, fai di sì. sì, certo, no, stavo leggendo le parole, c'erano le parole. Surogu, Austerlitz. Austerlitz, la fillirea. E ricreala. E ricreiamola la fillirea. Allora, vediamo un po'. Qual è l'intruso tra arridere, Cioè, uno di questi non vuol dire. litarru, laru arestu, su cadrilloni.
O cadrilloni. O cardilloni. O cadrilloni. La O dipende dalla tua abilità di fare cadrilloni. In Sarrabus. Quale di queste 4 parole non C'entra niente. c'entra niente? Secondo me la sbaglia. Ma sicuramente. Secondo me la Su sbaglia. Cardilloni. Secondo me la sbaglia. Laura Arresto. Scusa, ma prima hai detto su Cardilloni, perché non La sei- Ruare. Su Cardillone. Su Cardillone. No? Su Cardillone. Su Penso su Cardillone. Cardillone. Posso chiamare a casa? Puoi chiamare a casa? Allora, Hai Cadrilloni vinto! e la sfodela, Allora. mentre gli altri sono le varie modalità con cui nelle nostre varianti della lingua sarda si identifica la filirea, che è una pianta delle nostre E foreste. cos'è su Cardilloni? Su Cadrilloni è la sfodelo, La sfodelo. che è quella pianta che Sì, cresce sì, ho capito. Perfetto. nelle- c'è in primavera i fiori. Ah, visto. Tu pensa che Mi ricordo emozione le abbiamo altre. noi di poter dire tu meritavi l'Oscar, questa maglietta no, ma te la diamo lo stesso. Vai. Te la diamo lo stesso, questa è la tua maglietta. Ambassador in Feas. Ambassadore, però c'è un piccolo particolare. Certo. Cioè, ovvero che ti è stato chiesto, Lele, cosa gli è stato Ti è chiesto? stato chiesto di inserire un numero e poi raccontarci perché hai scelto Tu hai questo scelto il numero 6. Sei. Numero 6, perché? Perché quando giocavo a calcio, da bambino, qui a Cagliari, giocavo difensore. Libero. Libero. Ero il libero, per cui avevo sempre il numero 6. Ascolta, E sei quella libero è nel tuo lavoro? Parecchio, abbastanza. Sì, quindi no, ti senti... Va bene, Libero allora... quello, per quello il numero 6 mi è rimasto sempre. E lo adesso stesso ci ormai. rimane per concludere, anche perché noi abbiamo bisogno proprio di qualche minuto in più per fare un po' di ringraziamenti, per No, concludere... ma aspetta, cioè- certo. No, Abbiamo certo. la foglia, nel frattempo io sono riuscito anche a fare un po' di danno, ma la foglia, in questa foglia che noi appenderemo nell'albero di Infeas, dovresti fare il tuo hashtag con una parola o una frase, qui? quella che... Anche se Vai, è Sì, rotta? sì, vai, sì, vai, l'hai Renato. rotta. Non farlo notare che l'ho rotta, non l'ho rotta io, si è rotta perché stavo... Vediamo un po', possiamo leggerlo? Sì. Rispetta. Lo sta scrivendo in inglese, gli è venuto da scrivere in inglese. Ah, rispetta, proteggi, ama. Come? Sì. Sì, sì, sì. Fantastico. Giusto. Meraviglioso, Giusto. meraviglioso. Perfetto. Adesso la rileghiamo Perché e tu la dovete devi... sapere che Renzo No, non l'ho ha rotta io, se- rotto no, ma il guarda, picciolo io della so, foglia. adesso tu la devi Adesso appendere. però l'ha aggiustato. La devi legare, appendere in questo albero dove ci sarà la tua foglia. Meraviglioso quest'albero. Guarda Meraviglioso, carichissimo con tutti gli ospiti che ti hanno preceduto. Tra l'altro neanche uno che sia stato nominato agli Oscar che mi risulti, No, voglio non ce dire, n'è, Musu. gente che è andata in giro per gli oceani con le barche, un sacco di Sì, neanche un Oscar, manco. Oh, Beh. benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Allora, se tu adesso hai ancora 20 secondi per rifarci compagnia mentre facciamo un po' di saluti, poi dopo ci facciamo un abbraccione, un saluto finale. Lele, dobbiamo fare un un po' di ringraziamenti. Io ne faccio metà e poi tu fai Vai, l'altra metà. vai Inizio tu, io. vai tu. Allora, i ringraziamenti vanno all'assessorato alla difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna, servizio Svasi, servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi per aver voluto e finanziato il progetto, e i CEAS della rete Infeas. Tutti gli ospiti, incluso Simone, che hanno Che partecipato. li rappresenta tutti in Certo. questo momento, Certo. La simbolicamente. Norfilm è il grande, dobbiamo dirlo, Andrea Garau, Andrea per, Gara, per la regia. al quale va un nostro grande applauso. Full Media Dopo Service. quando? Dopo quando? Ma perché non l'ha fatto lui? No, perché non l'ha fatto lui, lo faceva così bene. Full Media Service per la gestione e promozione. Marco Follesa per gli aspetti salutiamo. tecnici. Ciao Marchite. Tutti i collaboratori che con passione e professionalità hanno lavorato dietro le quinte di questo bellissimo ambiente. Ma lasciami ringraziare anche Renzo Cucci. Ma grazie. Vorrei ringraziare anche. Com'è che ti chiami? Mi chiamo Emanuele Pittoni, altrimenti noto Lele. E salutiamo anche tutta la crew che Tutta la ci ha crewca. accompagnato in questa esperienza e che è dietro questo meraviglioso vetro che arrinti a scraccare. E poi perché mi ha bruciato sta criuca? La criuca, sa gricca, capito? Ma la volevo giocare. Salutiamo anche Agnese Marcus che è Agnese stata con noi, il referente rete regionale in FEAS, assessorato dalla difesa dell'ambiente. E tutti i centri, i CEAS che sono venuti Li a trovarci, salutiamo, che certo. hanno raccontato storie, che fanno un lavoro veramente prezioso. E Simone, e noi aspettiamo un invito, vieni a trovarti quando ti daranno Basta il la Quando volta, volete, raga, quando ci parliamo, volete. quando ti daranno il Nobel, magari Oscar. ci il guardiamo il Nobel. tuo prossimo progetto. Ci vuoi- Eating Fish and Chips.
Grazie. Grazie. Grazie a voi, tutti e a grazie. tutti. Ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Un soggiorno luminoso e un bell'ambiente, Un'allegra compagnia e un bell'ambiente. una trasmissione nata dalle ideas dell'Infeas per parlare di natura e un bell'ambiente, Una coppia conduttori irriverente che intervista solamente bella gente. che raccontano passioni del passato e del presente e di un futuro mari e monti più pulito e rispettoso. Non fa rima. Non lo fa niente. Ave sì be un bell'ambiente. Ave sì be perché è un bell'ambiente. Ave sì be l'Infeas, un bell'ambiente. Un bell'ceas, un bell'ambiente. 4 passi sui montagni, un bell'ambiente. Oppure al mare cristallino e trasparente. Ma se porti via conchiglie e se butti le bottiglie, ci dispiace dirti che sei un deficit. Un incivile. Ave sì be